Infine la denuncia di un tentativo di omicidio di un famoso giornalista filogovernativo, Vladimir Solovyov, da parte di un gruppo neonazista, 6 gli arrestati, che avrebbe legami con i servizi segreti ucraini e anche occidentali. Linea Roma. E allora, come diceva Paini, Vladimir Solovyov, ma non solo, e gli altri, il giornalista bersaglio del presunto complotto citato appunto da Putin, è uno dei principali veicoli della propaganda del Cremlino. Monica Venturini. E a proposito di nucleare, che ce ne facciamo di un mondo senza la Russia? Quindi attenzione Occidente, perché il nostro capo non bleffa mai, minaccia Vladimir Solovyov in prima serata TV. È il comandante in capo della guerra mediatica di Putin. Lui stesso nega che l'ammiraglia della flotta russa a Moskva possa essere stata colpita e affondata dagli ucraini. È la vecchia arte della disinformazia. Celebri i reportage di Patrick Lancaster, ex spia americana, ora fanatico della causa del Donbass. Entrato a Mariupol con i russi, racconta la versione di Mosca. Il teatro era una base di Azov, la distruzione è opera dei soldati ucraini, trova il modo di dire. Le sanzioni contro la Russia hanno ridotto gli italiani alla fame, scrive l'utente che rende virale questo video di qualche tempo fa su Telegram, una lunga coda di gente in fila per la spesa gratis a Milano nei giorni più duri della pandemia. Senza il nostro gas i britannici sono già senza cibo e senza riscaldamento, scrive un altro. Man mano che l'operazione speciale si complica, i toni si fanno più violenti anche sul primo canale della TV di Stato di Mosca. I resistenti di Mariupol vanno annientati, messi nelle gabbie ed esposti al mercato, invece l'ospite del talk show. Qualche giorno prima, nella stessa trasmissione, si parlava dell'ipotesi di un attacco atomico su New York. Basta un solo missile e non ne rimarrebbe niente, dicono in studio. La conduttrice ridacchia. Ore di ansia per Ivan Vavassori, l'ex portiere della Pro Patria, combatteva in Donbass e sarebbe scomparso dopo un attacco russo. È il figlio adottivo di Alessandra Sgarella, rapita nel 1990.